Buonasera, benvenute e benvenuti alla prima presentazione del nuovo romanzo di Cristina Cavoli, La collana di cristallo, edito da Garzanti, come tutti i precedenti. È una tradizione ormai consolidata anche inedito da battezzare i romanzi di Cristina, quindi è un grande piacere essere qui anche oggi. Ringrazio Paolo Luci che dialogherà con Cristina, anche questa è una tradizione, ormai insomma, siamo scaramantici, quindi squadra che vince non si cambia. E a proposito di squadra che vince, ringraziamo anche la libreria Miramaro che è qua fuori con i libri di Cristina e la Fondazione Siotto che ci ospita. Lascio la parola a Paolo di Cristina e vi ringrazio. Buonasera a tutti, grazie per essere qui in occasione della prima assoluta dell'ultima fatica di Cristina Cavoli, che ha per titolo La collana di cristallo, di cui tra un po' parleremo. Anche da parte mia doveroso ringraziamento alle amiche di Etula, alla Fondazione Siotto che ci ospita, e al Nicola Petti, alla libreria Miramaro di Cagliari, nonché a tutti coloro che sponsor e quasi sponsor, patrocinanti, danno una mano importante alla realizzazione di questi eventi. E apprezzo anche la puntualità di Francesca, preziosa e corretta, come sempre. È una serata, diciamo, fresca, avremmo potuto farla anche al Poema, questa presentazione di clima è molto molto favorevole, ci aspetta un'ottobrata di mare e di sole per quelli che non vanno in ufficio al lavoro. Mi pare di capire dalle presenze, dall'atmosfera che siamo in famiglia, quindi a me piacerebbe partire, visto che non c'è la torta con la candelina perché festeggiamo un decennale, 10 titoli, io direi di partire con la signora della nostra narrativa regionale, con la nostra Cristina, e con un applauso. Cristina ormai è una cara amica, in questi 10 anni lei non è cambiata, lei anzi ringiovanisce, ha fatto un patto e quindi ogni anno si ripresenta fresca come 10 anni fa. Io non posso dire altrettanto, ma pazienza. E poi è una serata veramente strana perché io oggi sono andato alla Fondazione di Sardegna, cioè non ho letto Fondazione Siotto, quindi mi sono fatto, fortunatamente ero in anticipo, però ho parcheggiato, ho provato anche il parcheggio al primo colpo, perché la Regina Margherita vicinissimo, infatti ho detto strano, ho trovato parcheggio stasera, e poi mi sono fatto una bella scarpinata. Questa conclusione di giorni, diciamo, per me un pochino agitati, perché per la prima volta, anzi per la seconda esattamente, ho letto in anteprima il libro di Cristina sul PDF. Per me, che sono del prenuragico, è stata veramente una fatica enorme. E poi anche perché questi libri sono arrivati all'ultimo momento. E quindi anche Cristina, ci siamo sentiti stamattina, era in agitazione. E allora Cristina, come stai? Abbiamo risolto, stiamo bene, ci siamo, il libro c'è. Come hai trascorso quest'anno in attesa di questa uscita? Buonasera a tutti. Ecco, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui con voi, sono estremamente emozionata, molto emozionata. Questo è il 10° romanzo che esce per Garzanti. Ieri ho fatto i conti, dunque sono sicura che è il 10°. Come è andato quest'anno? Quest'anno è andato come tutti gli altri anni, solo che c'era molto più caldo, ecco, molto semplicemente. Diciamo che forse rispetto agli altri romanzi scrivere La collana di cristallo è stato più affascinante, perché
c'erano tante cose in questo libro che mi riportavano alla mia infanzia. Ed è una cosa, se vogliamo, veramente strana, perché è un libro che parla di vetro, dunque parla di Venezia e parla di Murano. Eppure ci sono tante piccole cose, magari dopo ne parleremo, che davvero mi hanno accomunato alle protagoniste, sia Juliet che Marina, e a tutta una serie di momenti pieni di fascino che nascono dalla lavorazione del vetro soffiato. Quindi siamo tranquilli, ci siamo pacificati, possiamo, per la cronaca, visto che li abbiamo citati, io ve li leggo i titoli che da 10 anni, dal primo Il sentiero dei profumi, La custodia del miele delle api, Il giardino dei fiori segreti, La rilegatrice di storie perdute, La stanza della tessitrice, La casa degli specchi, Il profumo sa chi sei, La ragazza dei colori, La via del miele, per arrivare a quest'ultimo, La collana di cristallo. E io capisco perché Cristina ha detto che è un libro particolare, però prima di entrare proprio nel vivo della chiacchierata, diciamo che così ha per oggetto il libro, di questi 10 libri, questo 10, dato la fascetta, un'autrice che con il libro conquista lettori, stampa e classifiche, 600.000 copie vendute, quindi va bene, cioè possiamo dire che della scrittura tu hai fatto ormai la tua professione, il tuo punto di partenza, che non è poco. È una cosa che mi fa molto piacere, che davvero mi fa felicissima, perché non era scontata, non era affatto scontata. Poi qui oggi c'è la mia professoressa delle medie che appunto può benissimo come dire, essere testimone di questa cosa. Non era scontatissimo che io diventassi una scrittrice, però al 10° libro mi sento davvero più serena. Ecco, per me ogni libro è stata una scommessa e una conquista. Forse scrivere questo è stato più rilassante, perché avevo forse un pochino più anche di fiducia in me stessa. No, questo è molto importante. Io faccio una citazione temporale, vista l'età, me lo posso permettere da questo punto di vista, perché negli anni 90 venne fatta a Cali l'iniziativa che aveva per titolo Il mestiere dello scrittore, e lo scomparso Sergio Azzeni intervenne e disse: ma io non faccio lo scrittore di mestiere, perché per campare sono costretto a fare altro. E da una breve statistica del periodo scoprimmo che quelli che scrivevano erano professori universitari, erano avvocati, e quindi anche trarre sostegno economico anche dalla scrittura non è una cosa di poco conto ed è un traguardo importante. Io al 10° libro, visto che la creatività è uno dei temi del tuo libro, mi sarei aspettato, diciamo così, una copertina più azzardata da Gazzanti, perché su 10 libri ci sono 10 ragazze in copertina, con 10 volti, tranne 3 in cui le ragazze sono di spalle e si vede soltanto la chioma fluente e la nuca. Quindi mi aspettavo per questo 10° una cosa, diciamo, un pochino più, visto anche l'argomento, la collana di cristallo. E poi il cristallo è una particolare composizione del vetro, perché per essere cristallo ha bisogno di un po' di ingredienti, tutti particolari. Ecco, come ti sei trovata? Viaggio a Venezia dell'infanzia è quello che hai fatto con tue zie, se non ricordo male, ed è rimasto questo imprinting, ti è rimasta questa immagine che poi hai sviluppato in modo straordinario. Lo dico da lettore perché per la prima volta mi sono trovato proprio incastrato all'interno del libro, e non era colpa del PDF, e mi sono ricordato che tu mi avevi detto questo è un libro complicato, poi cerchiamo di capire quali sono le complicazioni.
Però, ripeto, ti sei dovuta costruire, come fai spesso, sulla base anche dell'emozione e del ricordo, un'immagine di un lavoro che è molto legato alla produzione e al passato. Sì, allora la premessa è questa. Quando avevo circa 7-8 anni ho partecipato a un concorso dell'Unione Sarda, per rimanere in tema, e dovevo fare un disegno. Questo disegno era le vacanze con i miei nonni e il premio si dicevano dei biglietti d'aereo e io sono andata a fare questo viaggio con le mie zie, la materna e la paterna. Questo viaggio è durato tanto e a Venezia abbiamo trascorso un paio di settimane. Diciamo che quello che ho visto durante questo viaggio è stato qualcosa di straordinario, perché potete immaginare una bambina piccola prende per la prima volta l'aereo, va in questo... Era tutto molto fiabesco, ma arrivare a Murano e vedere questa massa informe, incandescente, diventare con pochi tocchi da maestro un cavallino, che poi lui fece proprio anche delle ali. Ecco, questo cavallino sembrava che stesse per spiccare il volo. Non me lo sono mai dimenticata, è stata un tassello nella secondo me, nella mia formazione, nella mia immaginazione, mi ha dato veramente tanto da riflettere, una parte di sogno. E da quel momento poi, ogni volta che io sono andata a Venezia, sono andata a vedere a Murano questo miracolo. Murano però ha una dimensione quasi iniziatica. Murano ha sempre mantenuto una sorta di affermazione quasi familiare. In passato, prima di Napoleone, era vietato per gli stranieri toccare la canna da soffio. Dopo Napoleone, che chiuse tutte le corporazioni, il vetro scomparve per quasi un secolo e poi rincominciò. E allora ci fu una nuova linfa, ma nonostante tutto continuò ad avere una sorta di proprio così di ritrosia all'apertura. Ma negli anni 60, 50 e 60 negli Stati Uniti si sviluppò un movimento che diede la possibilità a tutti gli artisti di utilizzare il vetro come materiale e il vetro allora esplose, divenne un materiale da poter utilizzare per raccontare sogni. E questi arrivavano sicuramente da Murano, ma avevano un'apertura che era mancata fino a quel momento. Ecco, questo è ciò che ha fatto in questo romanzo l'apertura, il fatto di poter diventare il vetro un materiale di tutti. Ha citato gli Stati Uniti, infatti la storia della protagonista, di una delle protagoniste, cioè, di Juliette, poi parleremo anche di lei, parte proprio da Seattle. Sei stata anche a Seattle. Perché consiglia di andare, consiglia a noi lettori di andare a visitare Seattle. Quindi immagino ci sia stata. Io vado ovunque, uso l'omino di Google, non c'è un luogo al mondo che mi è sconosciuto. Dove non posso andare di persona, vado con l'immaginazione. Non mi creo limiti, non mi faccio problemi. E si evitano anche gli scippi così, e i pericoli del viaggio. Ma vorrei stare un attimo all'interno della creatività, perché questo che hai raccontato, del concorso dell'Unione Sarda, quella creatività, è una cosa importante. Poi tu citi un libro che per te è stato, diciamo, un libro guida all'interno di questa. E mi è venuto in mente, mentre leggevo il libro, il grande Monari, che ha scritto una monografia
sulla creatività, e quest'anno è uscito anche uno studio volume di Stefano Bartezzaghi che ha proprio come tema la creatività, e entrambi in sostanza riconoscono la massima capacità della creatività nel momento in cui si hanno le conoscenze, per cui per essere creativi bisogna conoscere, cioè bisogna avere una progettualità ben definita, che è una delle cose che caratterizzano quelli che con la canna da soffio cercano di modellare il vetro e di produrre, di creare degli oggetti straordinari. Stiamo anticipando il tema, poi parleremo dei personaggi e dell'intreccio. La creatività, secondo me, è una delle cose che ci rendono speciali. La protagonista di questo romanzo ha delle difficoltà, nel senso che lei cresce in una famiglia di persone logiche. Il grande successo di quelle che arrivano sempre, ma lei non è così, perché lei ha uno sguardo diverso sulla vita, ha uno sguardo diverso perché lei vede con occhi diversi, perché lei è creativa. E dunque cosa succede? Si sente dire quelle parole che è capitato molto spesso anche a me, quando iniziavo a scrivere: ma dove vuoi andare con la scrittura? Non potrai mai, non ce la potrai mai fare, pensa a cose concrete. È un po' lo stesso discorso per i pittori, per i cantanti, per tutti gli artisti, per tutti coloro che vedono l'arte come un modo di vita. Agli artisti molto di rado interessa l'aspetto economico. Gli artisti pensano di più a quello che hanno dentro. E dunque cosa succede? Che la famiglia non è d'accordo, la famiglia è preoccupatissima perché questa ragazza non ne combina una giusta, e da lì prende vita tutto quello che è le speranze di Juliet, che ad un certo punto decide di seguire il suo cuore. In fondo questo è un romanzo dove una donna decide di cercare un posto nel mondo del vetro soffiato che rappresenta la sua aspirazione massima e che affronta tutte le difficoltà che il destino le mette davanti pur di arrivare al suo obiettivo. Io continuo, ti ringrazio per questa precisazione, però adesso che il libro, ripeto, siamo ormai quasi in famiglia, perché i tuoi lettori sono la tua famiglia. Tra l'altro lei ha scritto che su Twitter, su TikTok, Facebook, sui social potete scrivere e lei risponde a tutti, quindi non solo col computer si può viaggiare il mondo, ma si possono allargare anche le relazioni e le conoscenze. Ma questo aspetto della creatività e della conoscenza a me permette di introdurre e di cercare di conoscere meglio la scrittrice Cristina Cavoni, perché un libro all'anno, cioè tu dai modo di controllare una materia vastissima, e quindi significa che ormai, non dico la letteratura, ma il tuo bagaglio di esperienze e di conoscenze ti mette proprio nelle condizioni di trovare il là e di partire con la storia e di articolarne le vicende. Beh, oddio, non è che proprio così, nel senso che il là e poi parto, il là sì, l'immaginazione anche, e poi c'è un lungo momento di studio, di preparazione e di anche costruzione, perché ad esempio in questo romanzo io ho 3 linee temporali. Ho una parte alla fine del 1400, quando Marietta Barovier, che è una donna che è esistita realmente, è l'erede del famoso
Angelo Barufiero, come veniva chiamato a Venezia, inventa le perle Rosetta. E dunque questa cosa mi affascina tantissimo. Da lì poi come poterla raccontare se non affrontando un romanzo storico? Questo non è un romanzo storico, è un romanzo di donne che in epoche diverse trovano il loro posto nel mondo appunto del metro soffiato. Allora cosa accade? Che la costruzione di questo romanzo mi richiede una documentazione straordinaria e questa è una delle cose che io amo di più, cioè studiare le epoche, studiare quello che accade, studiare come si fa il vetro, quando è stato per i frufumi, quando è stato per la carta, insomma, per i libri. Questo è il momento che io amo di più alla follia. E poi piano piano tutte le notizie si incastrano, trovano la loro dimensione e trovano una struttura. E poi abbiamo Marina, è la seconda protagonista di questo romanzo, che invece vive tra gli anni 30 e gli anni 60 nell'economia del romanzo. E poi invece abbiamo Juliette, che è una ragazza dei giorni nostri. Dunque, come vedete, sono tre storie che si incastrano una sull'altra. Questo romanzo è stato estremamente difficile da questo punto di vista, come appunto ti dicevo. E poi, nello stesso tempo, è stato bellissimo scoprire tutte queste cose che poi io ho messo nelle frasette per condividerle con i miei lettori, perché sono quelle cose speciali che ho scoperto e che poi ho deciso di piccolo utilizzare. Bignami che ci aiuta a capire quel mondo. La struttura è veramente complicata. Io dicevo prima, per la prima volta mi è capitato di restare intrappolato nella vicenda narrativa e a un certo punto, pensando, sono rimasto proprio coinvolto anche nelle vicende della protagonista e non vedevo l'ora di girare pagina col cursore per leggere come si sarebbe risolta, anche se poi, diciamo, dal lettore di lunga data, dentro di me sapevo che lo svolgimento sarebbe stato in un certo modo, però mi ha coinvolto anche questo triplice piano e per la prima volta mi sono trovato a segnarmi, la carta non può mancare, anche i nomi dei personaggi, come li trovavo per cercare di avere un quadro, come li trovavo, per esempio Marietta Baroviere, che è la prima che incontriamo, Zorzi Malarine, che è il suo aiutante e moroso del prologo, Juliette Meriwether. Poi mi devi spiegare come hai costruito questo cognome, perché per quelli italiani non c'è problema. Lei, secondo me, si è documentata, c'è anche un parente di Maraveniere, perché sono tutti cognomi che afferiscono a quel territorio. Luigi, il capostipite, Gina che è la tata, Helen che è la madre di Juliet, Daniel che è il fratello, Paul che è l'altro fratello, Lucas che è il padre di Juliet, Ruth che è la nonna materna, Rebecca che è la fidanzata di Paul, George che è il compagno di Daniel. Insomma, mi sono segnato tutto perché avendo un amico tedesco che ogni tanto viene a trovarmi, mi sono dovuto prendere il sicuro perché alla fine il quaderno, cioè li ho segnati tutti e poi mi sono posto poi alla fine la domanda, ma non ho verificato, dico la verità, come avrà fatto Cristina a controllare la coerenza dei luoghi, delle date e delle persone che si incrociano. Quindi spero che sia andata tutto bene. Sì, diciamo che da quel punto di vista non ho avuto problemi, però vi racconto 2 righe di trama perché così stai parlando. Raccontiamo. Abbiamo 4 ore ancora a disposizione.
Non leggiamo E poi ci arriviamo piano piano bisogna lasciare anche, non bisogna spogliare di troppo. Sempre all'inizio, questo libro è dedicato ai ribelli. Poi tu utilizzare le domande che io pongo, le questioni che io pongo, e raccontiamo un po' di trama. Juliet ormai l'ha già anticipato. Sì, certo, Juliet è la ribelle. È la ribelle, ma sconsiderata dal punto di vista dei genitori, sconsiderata. Sconsiderata, sì, perché tu comunque hai anche delle figlie che hanno più o meno l'età di Juliet e ti sarai medesimato. E sappiamo cosa vuol dire. Sì, in effetti anche io, avendo pure io delle figlie che più o meno hanno l'età di Juliet, anche io in effetti non è che l'abbia vissuta benissimo questa cosa, però i personaggi fanno quello che vogliono e noi possiamo solo accompagnarli come figli. Juliet, che è la protagonista femminile della linea contemporanea, della linea temporale contemporanea, vince un concorso, un importante concorso che le dà l'accesso a una scuola d'élite di lavorazione del vetro. E quindi a un certo punto decide di dire ai propri genitori che lei partirà per gli Stati Uniti per Venezia per seguire questo corso. Apriti cielo, insomma, le cose, e lì succedono delle cose, per cui alcune cose che sembravano lineari non sono lineari. Vedi il rapporto col fratello Daniel, perché con Paul, nel quale inizialmente mi sono un po' riconosciuto per le preoccupazioni che pone, inizialmente la pensa in un certo modo ed è molto severo con la sorella. Lei parte a Venezia. A Venezia all'arrivo le capita un po' di tutto, dal telefono che si scarica, dalla conversazione che non è registrata, che lei non può quindi dimostrare di aver fatto, e poi l'incontro fortuito con questo giovane, si chiama Marcus, che anche lui ha, scopriremo, una storia particolare, che tra l'altro è il direttore della scuola, il figlio del titolare dell'azienda della produzione di vetro dove si svolgono i corsi, ed è il cugino di Silvia, che è un'altra cosa importante perché poi avrà una storia con un compagno di corso di Juliet. Dovete comprare l'esercito. E quindi io non vi dico nulla del padre di Lucas, della madre austriaca di Marcus, e di come poi tutte queste cose si intrecciano. Non vi dico nulla neanche di Marina, che è un'altra figura straordinaria. E Marina è il secondo filone temporale. E Marina è una bella figura. Ha un fratello un po' particolare, un po' che si incasina la vita da solo e poi frequenta il corso di economia, ma diciamo che l'economia andava a fare la famiglia e lui... l'ha letto benissimo. Io te lo ascolto, dico, ma quello com'era? Adesso... Perché mi sono pure dimenticata, no? Lui no, Vi dico come va a finire così. E allora, tra l'altro, le cose interessanti, io ritorno adesso più belle, perché le cose interessanti sono anche le differenze tra Juliet e Marina. Però dal mio punto di vista di lettore a me interessa un altro aspetto, perché questa è una storia di donne, come ci ha abituato Cristina, però con qualcosa in più. Perché per esempio c'è una domanda che a me rimane, una questione che rimane inespressa, è la fragilità di Juliet. Juliet è fragile solo se la si considera dal punto di vista dei genitori, ma lei, che a tratti viene definita letterativamente piccola, poi ci sono alcune parti dove invece, a parte che è bella ed è anche alta, è un po' degli occhi straordinario. Quindi la sua fragilità è una fragilità indotta. Se mettiamo questo mondo femminile con un mestiere che era riservato esclusivamente agli uomini, e sia la Marietta che Marina interrompono
una nella realtà storica, l'altra nella funzione letteraria, interrompono questa tradizione e quindi ha ragione si appropriano di una cosa che è riservata. Il tutto rende l'articolazione della storia molto più affascinante. E poi c'è questa dedica ai ribelli e questa bellissima poesia di Aldo Merini, che io ti ringrazio per averla sistemata all'inizio del libro, perché è un'altra figura che merita di essere ricordata e che rientra all'interno di un certo ragionamento di tutto quello che succede e che le cronache purtroppo tristemente ci raccontano su quello che riguarda le donne. Mi sembra un di più letterario che un recittivo, va bene. Sono contenta, sono contenta. Allora, voi immaginate questo inizio, abbiamo questa ragazza che è una ragazza fragile, effettivamente, come vi diceva Paolo, Juliet, che vive in questa famiglia di persone di grande successo, tutti medici, tutte persone che addirittura hanno superato quelle che erano le aspettative, perché i suoi fratelli, oltre a essere degli affermati professionisti, uno di loro è anche il più giovane primario della regione. E poi c'è lei, ecco, c'è la piccola, quella che è nata per ultima, quella che chiamano baby, la piccolina, quella che tutti hanno protetto, perché lei non arrivava agli obiettivi, lei non li raggiungeva, lei era diversa e questa diversità cosa ha fatto? Ha fatto sì che questa famiglia si chiudesse intorno a lei e la proteggesse, forse un po' troppo, perché le sottraeva autonomia, amandola così tanto per poterla controllare. Ecco, per poterla controllare, tutti quanti non facevano altro che portarle via qualcosa. Poi lei a un certo punto cosa fa? Lei partecipa a una selezione durissima, perché solo 10 allievi in tutti gli Stati Uniti potevano accedere a questa prestigiosa scuola del vetro di Murano. E lei vince. Il romanzo si apre con lei che va dai suoi genitori, dalla sua famiglia, per raccontare questa cosa bellissima che le è capitata. Eppure, mentre aspetta che ci sia da parte dei suoi genitori, dei suoi fratelli, un po' di gioia per lei, un po' di felicità, si rende conto che questa sua grande conquista in realtà non è capita, anzi viene ostacolata e vengono fuori tutte un sacco di storie, cose veramente anche tristi sulla sua infanzia complicata. Noi le sentiamo, proprio percepiamo la sua sofferenza, la sua voglia di affermazione. E poi non le resta altro che partire per Venezia, a discapito di tutto, infischiandosene per la prima volta di quello che pensano gli altri. Questo è un grande momento di coraggio, perché lei a un certo punto lì rivendica la sua autonomia, ma nel momento stesso in cui lei si chiude la porta alle spalle con questo grande dolore, perché lei ama profondamente la sua famiglia, la sua tata la ferma e le regala un oggetto, anzi glielo consegna. È una collana di cristallo, una collana di vetro di Murano, antichissima. Lei è l'esperta di vetro. Lei dunque capisce che questo gioiello è molto prezioso, ma sono le parole di questa donna a sconvolgerla, perché quando la sua tata gliela consegna, le dice: tu sei come lei, ma lei chi? Juliet in realtà è una donna del suo tempo che vive nel presente, perché i suoi genitori hanno deciso così. Lei è una donna senza passato, sa solo che la casa vittoriana nella quale si svolge questa riunione di famiglia apparteneva a suo nonno, ma oltre
il nome di suo nonno, lei non sa niente. Dunque Giulietta inizia un viaggio a Murano e a Venezia. E questo romanzo, in fondo, racconta tutto quello che le accade e tutte le persone che lei incontrerà. Tra l'altro Giulietta non solo è diversa, ma non è diventata medica come i fratelli e come il padre, e quindi ha interrotto una tradizione di famiglia a cui tenevano moltissimo. E poi c'è questo veramente atteggiamento che spesso si ha con i figli più piccoli, di eccesso di protezione, e quindi scombina un po' le cose. Ma tra Giulietta e Marina c'è una bella differenza, perché è vero che Marina letterariamente è il passato di Juliet e l'aiuta a riempire questa lacuna e a renderla una persona completa. Però Marina, pur nelle sue difficoltà, è una donna che ha una marcia in più, che non teme neanche l'arte del bluff, perché quando va in banca a negoziare la rata del mutuo che il padre aveva contratto per sistemare gli affari del fratello, Ti chiedo se continui a dire no, ma sono 3 righe queste, ci sono 400. Lei riesce a costruire una squadra di donne e a rimettere in moto una situazione che sembrava di grande generosità, cioè quell'accoglienza che noi oggi predichiamo, che Papa Francesco predica. Marina la mette in campo in automatico, accogliendo queste ragazze di cui non sa nulla, e lei apre la porta di casa e le sistema. Allora, Marina è un grande personaggio, però siccome vi ha già detto tutto lui, non vi racconto altro, invece io vi racconto un'altra cosa. È quella che mi è capitata mentre stavo facendo le ricerche, cioè mi sono imbattuta in una ulteriore leggenda di Marietta Barovier e del suo garzone Zorzi Ballarin. Perché vi racconto questa cosa? Prima di tutto perché pare sia il primo caso di spionaggio industriale, ossia una parte delle leggende che hanno come protagonisti queste due persone, Marietta e Zorzi, raccontano che Marietta è stata ingannata, sedotta e defraudata delle formule che aveva ricevuto dal padre vetraio. E dunque questo mascalizzone di Zorzi Ballarin, secondo la leggenda, cosa ha fatto? Si è appropriato del suo taccuino, ha rubato i fogli e ha aperto una vetreria per conto suo, una fornace per conto suo. Però questa leggenda non tiene conto di una cosa. Lui era uno straniero. Era impossibile per uno straniero toccare la canna da soffio, era impossibile per uno straniero aprire una fornace. Dunque qualcosa è andata in un altro modo. E c'era un'altra versione che io ho trovato in un romanzo del 1896, pubblicato in Italia nel 1896 da un uomo che si chiamava Francis Marion Crawford. Un uomo straordinario, se voi pensate che ha scritto Corleone, perciò a quell'epoca era un pioniere. E questo libro è scritto in inglese, dunque io tutti i giorni con il mio inglese veramente ridicolo, quello da sopravvivenza, traducevo 2 o 3 pagine per entrare
nella narrazione di questo romanzo, che è stupendo, è uno dei più belli che io abbia mai letto su Venezia, e che racconta proprio la storia di Marietta e di Zorzi Ballarin in un modo completamente diverso, che secondo me è molto più realistico. Perché? Perché ci sono dei documenti che attestano che la Serenissima in Consiglio aveva dato a Zorzi Ballarin la patente di vetraio. Dunque, se lui era uno straniero e se lui doveva sottostare alle leggi che c'erano, l'avrebbero impiccato, l'avrebbero quantomeno buttato nei canali, perché c'è un canale a Venezia dove venivano buttati tutti coloro che si macchiavano di gravi delitti. Uno di questi era appunto sottrarre a Venezia i suoi segreti. E invece lui ha la patente. A questo punto significa che lui era un personaggio, e nelle ricerche che fa Crawford quando scrive questo libro ci sono delle possibilità, delle alternative che io ho trovato ragionevoli, e su questo fatto appunto ho costruito tutto il passato, e poi anche per mettermi al riparo, perché dovete sapere che sia i Barovier che i Ballarin sono delle famiglie che trovate a Murano. Io dunque quello ho letto, quello ho fatto, molti adesso. sono a posto. Ha lasciato il vetro e si dedica alle lanciate e ai notti. Quella è balladina. Come? Quella è balladina. Vabbè, c'è la consonante, il contrario della vocalizzazione è dato la D. Però adesso che tra l'altro anche il libro è citato alla fine dal conto delle sue letture, Cristina. Però anche questa cosa, ma tu hai la bacchetta magica, allora, cioè scrivere, leggere, come fai? Come fai? Sono 330 pagine. Lavoro, si chiama lavorare. Io sono un ricordo di 1% ispirazione e 99% sudorazione. In realtà io non sono estremamente d'accordo su questo, nel senso che secondo me cioè, l'idea, l'immagine, no, che tu hai, che ti riempie, è il primo step, no? Tu sei travolto dall'idea, poi dopo ci vai, ci lavori, lo studi, impari, studi, fai tutte queste cose qua. E perché lo devi fare? Perché nel momento in cui tu ti metti a scrivere, devi andare di anima, devi andare, come si dice, di pancia. Non puoi stare lì a rivedere tutte le cose, devi andare, se hai fatto bene i compiti, se hai studiato bene, poi tutto quanto affluisce. È così che si fa. Il tuo editor cosa dice riguardo? Quando inizi il prossimo? Così. Scommetto che hai già iniziato. Ho già iniziato. Allora complichiamo la cosa. Noi siamo a Palazzo Siotto, il quartiere storico di Castello a Cagliari. La location, il luogo è bellissimo. So che hai apprezzato, magari ti rimane un segnale, un imprinting per ambientare una storia a Cagliari, che sia anche una storia particolare, anche sentimentalmente movimentata. Quindi potresti tutte le storie, Paolo, non ho bisogno in questo momento di prendere appunti. Perché tutte le prime suggestioni avvengono proprio, ti entrano dentro e si piantano e non se ne vanno più. Non hai bisogno di prendere appunti. Gli appunti servono dopo, quando strutturi, quando devi stare attento che tutte le cose avvengano nel modo preciso, perché comunque, soprattutto quando tu fai delle storie così complicate, qui stiamo parlando della fine del 1400, poi stiamo parlando del 30, dove negli anni 30 nasce Marina, e poi tutto quello che accade, poi stiamo parlando di Seattle, dei tempi nostri, poi di questi viaggi anche fisici, no? Dove si va da un continente all'altro, con dei movimenti come quello del vetro, che sono estremamente complessi e dunque hanno necessità di accuratezza. Ecco, allora sì che tu devi stare molto attento, però per le suggestioni, quella sorta di
come dire, di magia, ecco, chiamiamola anche magia, anche se non c'è niente di strano, ecco, perché comunque tutti gli scrittori, quindi abbiamo, appunto, capiscono bene cosa significa essere proprio, come dire, affascinanti da questo tipo di coinvolgimento, un coinvolgimento emotivo fortissimo che poi ti porta a raccontare una storia, questa storia che deve essere potente, vero Valeria? Valeria... non si accende più. Le batterie finite. Allora, il coinvolgimento, Valeria, usciamo un attimo dal libro e andiamo nel mondo della scrittrice. Io ho visto anche tra i ringraziamenti, ci sono molti colleghi, e poi io ho vissuto questo inverno scorso con Cristina, Valeria, Matteo Borro, una serata in amicizia, e ho visto che c'è un grande coinvolgimento, una grande condivisione tra di voi, e tu poi ringrazi alla fine del libro non solo la famiglia, ma anche la famiglia, cioè metà degli scrittori, poi c'è anche la tua amica Pavani, se non ricordo male. Com'è questa comunità letteraria? Le mie amiche sono fantastiche, ecco. I miei colleghi con i quali appunto mi racconto molto spesso sono coloro che mi possono realmente capire, perché noi attraversiamo tutti gli stessi tipi di situazioni, molte volte anche di crisi, molte volte come dire, di avvenimenti che ci coinvolgono, proprio tra coloro che vivono queste cose, trovi persone che ti capiscono e ti supportano. C'è un'altra carissima amica con la quale io piagnucolo un po', una volta io, una volta lei, che per esempio è Alicia Gazzola, con la quale appunto ho questa amicizia che è nata per caso, un giorno che eravamo a un festival letterario. Noi non ci conoscevamo, però ci siamo così trovate che da quel momento poi non ci siamo più lasciate, ed era un festival letterario a Caldonazzo, vicino a Trento. Mi ricordo benissimo il lago, mi ricordo lei in platea che mi guardava, poi si avvicinava e mi ha detto ciao, io sono Alicia Gazzola, e io svenuntavo menti, perché comunque era una persona veramente che conoscevo, che aveva fatto tante cose, che era stata importante. Quando si ha la fortuna di avere amici e amiche scrittori, si trova veramente tanto supporto. Grazie, questo ci permette di affrontare il problema di emozioni. E poi è sempre meglio che si racconta un aneddoto di Churchill, che a una cena aveva preso la parola e non l'aveva lasciata più. E una signora alla fine della cena gli dice che se fosse stata la moglie gli avrebbe avvelenato il caffè. E Churchill gli ha risposto: se fossi suo marito io quel caffè l'avrebbe bevuto. E quindi la comunità anche letteraria è variegata e capita di tutto, però questa cosa che tu hai appena detto è molto bella e ci permette di affrontare adesso un altro aspetto delle tue storie, che è comune anche agli altri libri che abbiamo letto. Però, ripeto, nella collana di cristallo, secondo me, ha una luce e un valore anche letterario differente, è più intrigante proprio per la struttura del libro. Si capisce che se uno segue la propria vocazione e fa bene il proprio lavoro, alla fine riesce ad ottenere un risultato pratico, a prescindere da quello che succede.
La vicenda sentimentale è l'amore, anche qui ci sono diversi amori, che non tutti vanno nella direzione corretta, cioè nel senso che non tutti hanno, cioè quasi tutti hanno qualcosa che, diciamo così, è una linea di una strada diversa da quello che si poteva immaginare inizialmente, ma non vi racconto, non aggiungo nulla. Però è interessante come tu svolgi di questi, un conto è l'amore di Juliet per Marcus, un conto è l'amore di Marina, un conto è l'amore del padre di Marcus con la mamma di Marcus, e sono sfumature diverse della stessa emozione. Considerando anche che anche il rapporto con i figli è differente. E qui faccio una notazione: noi siamo abituati, diciamo, a una pedagogia che ormai si è un po' sfilacciata, per cui anche i genitori hanno perso l'educazione del no, e ormai i nostri figli siamo abituati a dire di sì subito, ci togliamo il pensiero, il problema, abbiamo uno smartphone, un notebook, un cartone animato e abbiamo risolto la situazione. Nel caso di questa storia non è proprio così, anzi, io vorrei sentire la voce della scrittrice. Mi hanno sempre affascinato i rapporti familiari. In questo frangente, e quello che tu dici poi, ci sono non solo figli che si comportano da figli, ma spesso ci sono anche figli che devono pensare di fare i genitori, di sopperire a quelli che sono i problemi che i genitori hanno quando affrontano delle situazioni che loro non conoscono bene. Se ci pensiamo, il mondo sta andando così rapido, così veloce, che molte volte i figli sono costretti a spiegare ai genitori le novità, perché è talmente rapido tutto quello che accade che ci troviamo così abbastanza sconcertati, non sappiamo affrontare la tecnologia, ma la tecnologia nel modo in cui i ragazzi l'affrontano. I miei mi dicono: mamma, sei una boomer, guarda, cioè veramente non capisco come tu possa fare, come una sorta di condiscendenza, che tu rimani così e dici: ma insomma, cioè, cos'è questa cosa boomer? Insomma, e poi alla fine loro ti spiegano che non sei in grado di reagire alle novità come fanno loro, ci hanno lasciato indietro. Ci sono tante cose che noi siamo costretti a imparare rapidamente e fai della fatica. Io per esempio personalmente faccio tanta fatica a fare determinate cose, pure il computer lo uso da sempre, eppure non si tratta solo di usare il computer, ma di capire, di ragionare con quella velocità che è diversa dalla nostra. In questo romanzo ci sono alcune sfumature, non esattamente queste, che fanno capire quanto molte volte i figli su alcune cose sono estremamente più ferrati dei genitori e devono acchiappare questi genitori e traghettarli verso il nuovo millennio. Una delle figure più interessanti della collana di cristallo è Gina, che, lo dico, questo è quello che ho detto a me stesso, è la nonna che tutti vorremmo avere, quella tra l'altro che racconta le storie che completano quelle dei genitori. Quindi una figura doppiamente importante, non solo per la trama del libro, ma anche per il tipo di relazione con la protagonista, con Giulietta, e per quello che rappresenta anche per Marina. Puoi aggiungere qualcosa su Gina? Io adoro le figure degli anziani, quelle figure che sanno proprio concederti una sapienza nel modo più giusto, nel modo più opportuno. E Gina è una di queste figure così straordinarie, una figura che
che possiamo forse anche paragonare ad altre che io ho utilizzato in altri romanzi. Penso che ci sia veramente una grande forza interiore, morale, in quelle persone che hanno vissuto 50-70 anni prima e con la loro forza sono riusciti a superare cose che noi non possiamo nemmeno immaginare. Ecco, Gina è una di queste. Prima tu hai detto una cosa che mi ha colpito molto, ed è quando uno lavora, quando uno ci tiene a una cosa, quando uno si impegna, poi ha un ritorno. Ecco, io sono veramente sicura che sia così, perché bisogna creare i ponti. Noi possiamo creare i ponti tra noi e quello che ci interessa. È la nostra dedizione che poi ci permette di superare quel ponte. Ne sono convinta per una questione personale, perché io il ponte l'ho costruito un mattone alla volta, ma ne sono anche sicura perché molte volte, anche quando leggi e trovi delle persone illuminate che ti dicono: ma la notte, prima di addormentarti, ti fai questa domanda: cosa hai fatto oggi per raggiungere il tuo obiettivo? Bene, spesso in quell'istante tu ti rendi conto che hai perduto un sacco di tempo, che non l'hai utilizzato il tempo per raggiungere il tuo obiettivo. E questo è un grande peccato. Noi ne perdiamo tantissimo di tempo sulla base di tante cose che non sono assolutamente importanti, e invece nel momento in cui ti rendi conto di quello che desideri, che diventa tutto più chiaro, allora le cose cambiano. Ed è così che è successo a Juliet. Lei ha capito quello che desiderava e ha costruito il suo ponte, che poi stiamo parlando di Murano e di Venezia, pieno di ponti, quindi... Grazie Cristina. Siamo in chiusura. Io aggiungo solo che Juliet a un certo punto con Marcus organizzano una seduta spiritica, rievocano Marina, Mariette e Zorzi, litigano, esplode il laboratorio del vetro, il Mose si blocca, l'acqua alta invade Venezia, cadono tutti i ponti, muoiono tutti e vi rimane la lettura soltanto della collana di cristallo, se volete capire com'era Venezia allora. Grazie a tutti, grazie a Cristina.